Eccoci qua, cominciamo questa seconda puntata, amici, tutta dedicata al Vinitaly insieme a Marino Finozzi, che è assessore al turismo e alla promozione della Regione Veneto. Siamo appunto all'interno dello spazio espositivo proprio della Regione e assessore, io vorrei sapere da lei che cosa rappresenta il vino per il turismo veneto. Laura, basta tener conto che mediamente il 35-40% delle motivazioni per cui un turista sceglie una località dove trascorrere le vacanze, l'enogastronomia, credo che per il Veneto questa percentuale cresca perché proprio la qualità e la quantità di vini proposti ai nostri turisti è eccezionale. 9 sono i milioni di ettolitri di vino prodotti in Veneto, metà di questi sono vini certificati e quindi garantiamo la qualità e la provenienza, e 200 sono circa le aziende vinicole che hanno una sede o commerciale o produttiva in una villa veneta. 16 le strade del vino, quindi immaginate quanto importante è il vino per la nostra proposta turistica. Noi pensiamo che questi 16 milioni di turisti che vengono ogni anno a visitarci siano 16 milioni di ambasciatori nel mondo del nostro vino. Insomma, assessore, sono numeri, abbiamo capito, davvero importanti e vogliamo dire che è anche un modo per forse conservare le nostre radici, la nostra tradizione, perché dietro a un bicchiere di vino c'è la nostra storia. Nello slogan bere consapevole c'è la consapevolezza del fatto che dietro una etichetta c'è storia, tradizione, cultura, paesaggio. Pensate che alcuni vini sono prodotti in Veneto ancora prima si scoprisse l'America, quindi pensate alla storia che sta alle spalle di questi vini. E ci sono anche i giovani dietro ai bicchieri di vino. Eh sì, il giovane sta riscoprendo la qualità del vino, non la quantità, quindi quando assaggiano un vino non lo fanno così solo per far baldoria, perché sanno che c'è questo particolare prodotto che può essere abbinato a tanti piatti, a tanti altri prodotti enogastronomici, che accontenta anche il palato dei giovani. E che insomma, e guardando anche dall'altra parte ci sono anche tanti giovani che si cimentano, diventano imprenditori agricoli. Certo, c'è questa rete di imprenditori vitivinicoli giovani che si stanno veramente presentando nei mercati nel modo corretto, perché noi avevamo anche questo difetto di fare ottimi vini ma non sempre di essere in grado di farli conoscere nel mondo. Questi giovani invece hanno anche una capacità di proporsi nel mercato internazionale nuovo, giovanile, e in grado di accaparrare l'attenzione di quei mercati che magari fino a poco tempo fa nemmeno sapevano che in Veneto c'erano dei vini. Allora, assessore, noi stiamo aspettando anche l'arrivo del ministro Martina che dovrebbe passare in visita. Ecco, che cosa gli direbbe, che cosa gli dirà, che cosa gli chiederà? Che se riusciamo a dare una giusta responsabilità amministrativa alle regioni, le regioni fanno vedere che sanno fare bene il loro lavoro. Con questa tendenza a riportare in centro le competenze credo si vada a controtendenza e si abbassi su un livello più basso quello che è oggi la capacità del Veneto di promuovere il territorio, promuovere il vino. Grazie a Marino Finozzi, assessore al turismo e alla promozione della Regione Veneto. Grazie, assessore.